difensori presenti in aula: l'avvocato Amato, l'avvocato Colonna, l'avvocato Calì, l'avvocato Reina, l'avvocato Fichera, l'avvocato Di Giorgio, l'avvocato Romano, l'avvocato De Maria, l'avvocatessa Ruggeri, l'avvocato Napoli, l'avvocato Franco Russo, l'avvocatessa Rizzo, l'avvocato Mario Giuffrida, l'avvocato Antille, e non ne vedo altri. Ah, ecco, l'avvocato Catania, che non so da dove è spuntato. Ecco. Sono informato che Arena Mario ha revocato i difensori. E Arena Mario dov'è? Arena Mario. E se mi danno la linea sulla quinta cella di destra. Ha fatto la nomina all'avvocato Pavone? Bene. Allora aggiorniamo la situazione. L'avvocato Pavone è sostituito dall'avvocato De Maria? E per gli altri difensori assenti nomino sostituto all'avvocato Calì. Dopodiché possiamo procedere anzi proseguire nell'esame di Paladino. Allora si introduca la persona da esaminare, il signor Paladino, con le cautele solite. Presidente, il pubblico ministero produce l'ordinanza la cui ammissione è stata ammessa dalla Corte all'udienza di ieri. Diamo atto della presenza dell'avvocatessa Viscuso. Signor Presidente, le chiedo scusa. No, anche. Signor Presidente, le chiedo scusa, anche in sostituzione dell'avvocato Passarelli. Grazie. Si accomodi, signor Paladino. Buongiorno. Quindi lei è arrivato sempre prima di noi. Si avvicini il microfono. I carabinieri debbono stare attenti che sono proprio sull'orlo se si può mettere più avanti magari Ecco. Allora mi pare che si stava procedendo ancora all'esame. Il pubblico ministero aveva chiesto anche di mostrare un fascicolo fotografico. Sì. Facciamo, sì. Allora procediamo a questo esperimento, sì. Dovrebbe dirci di che cosa. No, lo aveva già detto il pubblico ministero, si trattava di fotografie di luoghi, mi pare. Sì, lo facciamo un attimino più tardi. Ah, bene, sì. Signor Paladino,
lei nella deposizione di ieri ha puntualizzato più o meno che in una delle visite, non ho capito bene in quale delle case di Mascalucia, in quale delle case di Mascalucia malauguratamente era presente anche suo cugino Tanino, è così o ho capito male? Mi scusi il pubblico ministero, al momento dobbiamo dare atto che è presente l'avvocato Calderone per l'esaminando. Sì, è arrivato anche l'avvocato Papalia. Può procedere. Quindi chiedevo questo, ieri sera lei ha riferito che in una delle visite fatte al Santa Paola dopo che andò via dalla sua abitazione, dalla sua tenuta, ebbe modo di incontrarlo e in una di queste occasioni, se non ho inteso male, era presente anche suo cugino Tanino? Ecco, dovrebbe parlare più forte. È spento il microfono. Va bene? Sì. 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 Perché ha detto malauguratamente? Perché non c'era quest'altra storia di mezzo, non ci sarebbe stata quest'altra storia che non so spiegare bene, ecco il punto, non so spiegare bene se c'è stato o meno un aiuto, non glielo posso dire, non glielo posso affermare. In base a quello che ho scoperto dopo, questo aiuto forse non c'è stato praticamente. Ah, cioè con riferimento alla vicenda dell'espropriazione? Dell'espropriazione dei soldi da incassare. Ho capito. Ecco, suo cugino Tanino era presente in quale casa? In casa Cesarotti. In casa Cesarotti. Casa Cesarotti sarebbe la casa di chi dei Cesarotti, dei fratelli Cesarotti? L'ho detto ieri, ecco. Ho sentito chiamarlo Ciuzzo dalla... Ecco, ma in quelle occasioni erano presenti anche altri fratelli? Fratelli di chi? Di Cesarotti? Ma non glielo so dire. Cioè, il pubblico ministero. Ecco, le chiedo, nella sua tenuta di Graniti sono venuti altri familiari del Cesarotti? Nella tenuta di Graniti, gliel'ho detto, è venuto un altro fratello. Di cui non sa dare descrizione? No, l'ho visto 1 o 2 volte. Sì, no. Lei ha anche detto di aver incontrato il Santa Paola in un'altra casa. Sì. Quante volte si è recato in questa casa a trovare il Santa Paola? L'ho detto già ieri sera, signor pubblico ministero, in casa Cesarotti sarò andato 3 volte, o 2 o 3 volte. In casa Cesarotti. Poi nell'altra sono andato 4 volte, sicuramente 4 volte. E questa casa quanto distava dalla casa, dalla villa Cesarotti? Mi chiede troppo. Più o meno? Non glielo so dire. Cioè si trovava sulla stessa strada? No. La strada d'imbocco era la stessa, ma questa si trovava proprio vicino all'imbocco, mentre l'altra era distante. Quindi so, la casa... Un paio di chilometri, ecco, diciamo, 3, 4, 2. E si trovava su questa, all'inizio di questa strada, sì. All'inizio di questa strada quale casa? L'ultima. L'ultima dove sono andato. Ma si trovava proprio sulla strada o su una traversa? No, di questa? una traversa. A destra o a sinistra? Entrando a destra. Entrando a destra. Lei ricorda se in occasione di una di queste visite nell'ultima casa, tanto per intenderci, ha avuto modo di sapere se vi erano stati interventi delle forze dell'ordine nell'altra abitazione? Nell'altra abitazione dei Cesarotti c'era stata una irruzione della polizia, un controllo della polizia. Ecco, ricorda se il controllo della polizia fu contestuale alla sua presenza o era avvenuto in precedenza? No, era avvenuto la mattina della sera in cui io sono andato lì. E ricorda come il Santa Paola aveva preso la notizia di questo intervento della polizia? Come o dei l'aveva carabinieri? preso? Non lo so come l'aveva preso, credo dalla televisione o da altro, non glielo so dire.
lei ha parlato di Cutaia come del personaggio che mi per presentò di primo, Santa Paola. ecco, ricorda se il Cutaia ha avuto vicende giudiziarie? Sì, fu arrestato in America perché trovato in possesso di una valigetta con $400.000, e a tal proposito devo aggiungere che Nitto mi disse: hai visto, ti ho detto io di stare lontano. Lontano da chi? Dal Cutaia. Perché lei, non ho capito, perché lei continuava a frequentarlo? Sì, ma le ripeto, la frequenza era sempre dettata da motivi di tiro o di caccia, perché aveva dei buoni cani o... Mi faccia capire, il Cutaia era stato arrestato in America? Sì, a New York, e fu in carcere, stette credo un anno o più in carcere. Perché trovato in possesso di $400.000, una valigetta, una 24 ore con $400.000 dentro. Lei non sa quale fosse la destinazione di quel denaro di cui io il Cutaia sapevo fu trovato in possesso? Ufficialmente che... Come? Presidente, vorrei non essere interrotto mentre conduco l'esame. Io vorrei non essere Santa Paola, interrotto io guardi che l'ho l'esame. già ammonita più volte, guardi che non mi deve costringere ad allontanarla. Questo è il discorso. No, lei non deve assolutamente intervenire, le ho detto alla fine, lei può fare tutte le dichiarazioni che vuole, però non deve intervenire mentre c'è l'esame di una persona. Ufficialmente, signor Pubblico Ministero, a quanto mi risultava allora, e come diceva lui, era rappresentante di un grosso commerciante di brillanti, tant'è che mi mostrava dei brillantini che portava avvoltati in carta. Questo è il Cutaia? Il Cutaia. Per quanto riguarda il personaggio che lei ha indicato come Rapisarda, che fa l'infermiere presso l'ospedale Vittorio Emanuele, ricorda se lo stesso abbia svolto altre attività? No, credo che una volta abbia preso in gestione una mensa artigianale, una cosa del genere. Dove? A Catania, o nelle vicinanze di Catania. Lei ha detto che tra i familiari, o comunque se non l'ha detto glielo chiedo perché non vorrei anticipare le risposte che lei non ha dato, perché non lo ricordo, tra i familiari tra i parenti, i cognati che andavano a trovare il Santa Paola, ricorda se ve n'era qualcuno che proveniva da una città diversa da Catania? C'era un cognato che veniva da Messina, un marito della sorella. Ricorda il nome? No, non so come si chiamasse. Ricorda che attività svolgesse? Macellaio. Le è mai capitato di ascoltare, di essere presente a conversazioni tra il Santa Paola e Marchese Salvatore, Salvuccio Marchese? Senta, quando in mia presenza si parlava di caccia, di argomenti strettamente maschili e basta. Non ho mai ascoltato nessun'altra discussione all'infuori di questo.
Sono stato a caccia, ho alzato 2 lepri, ho incontrato una ragazza, ecco, no. Cose di questo genere. Sempre parlando di Salvuccio Marchese? Sì, sì. Lei ha avuto modo di incontrare il Santa Paola, oltre che nella abitazione di Mascalucia, nelle abitazioni di Mascalucia, che abbiamo capito essere quelle appunto di uno dei Cesarotti, e in quell'ultima indicata, ricorda di averlo incontrato in altre località? Gliel'ho detto. Signor Presidente, ha già risposto il test, ha escluso, chiedo scusa per l'intervento, c'è opposizione, in quanto il test ieri ha detto no, oggi ha risposto no, e questa è la terza volta che si fa la stessa domanda. Può comunque rispondere. Ho detto ieri sera, e lo ribadisco stavolta, anche stamattina, io ho incontrato Netto 2 volte in casa del cognato o Pippo o del nipote Franco, ma credo che era la stessa abitazione. L'aveva detto già ieri sera? Sì. Questo a beneficio del difensore che... L'avevo già detto. Grazie. Grazie. Ma sempre in quel circondario, cioè... Ecco, ricorda dove fosse questa, quale fosse il paese? Credo, e poi l'ho individuata perché è andato di giorno portato dai carabinieri per dire questa, credo che si trovasse alla periferia di quel paese che c'è subito dopo San Cristoforo, San Gregorio, come si chiama? San Giovanni la Ponte. È capitato che durante il periodo in cui il Santa Paola era a casa sua si sia spostato, cioè, lei ha accennato a qualche volta che... Gliel'ho detto ieri sera, si è allontanato da lì 3 volte. No, lei ha accennato a delle volte in cui si è spostato con lei in macchina. Con me in macchina. Per andare... Spesso andavamo su in campagna, c'è una campagna sui, diciamo, monti, sulle colline dei graniti, un vigneto, si andava lì, magari per far finta di andare a caccia, lui poi se ne scendeva a piedi con i cani, qualche altra volta a caccia vera e propria nelle montagne antistanti il territorio dei graniti, molte volte nel paese dei graniti perché mia moglie aveva delle costruzioni lì, c'era la casa dei suoi avi, anzi mi ricordo che aiutò ad aggiustare e a dipingere delle porte, e qualche volta è venuto con me dove lei è andato a prendere la bottiglia di champagne sulla statale per Giardini. Ecco, ci vuole descrivere così... Un po' più vicino al microfono, per favore, pubblico ministero. Ci vuole descrivere, Paladino, la sua abitazione, proprio la sua abitazione e il luogo dove si trovava Santa Paola? La mia abitazione dove fu ospitato il Santa Paola? Sì. Era composta da un piano terra dove c'era un vasto garage dietro, cioè orientato verso ovest o nord-ovest. Attaccato al garage, divisa da una parete divisoria, naturalmente in muratura, c'erano 4 o 5 stanze. E in 3 di queste stanze abitava il Santa Paola, cioè erano una stanza da letto, un'altra stanza, diciamo un salottino, e una cucina abitabile, più il bagno. E questa si accedeva alla casa da un viale
si arrivava a uno spiazzo, si potevano lasciare anche le macchine là e poi con una scala si saliva al primo piano dove abitavo io, mia moglie, mio padre e mia madre. Piano superiore c'era qualche terrazza? C'era una terrazza che dava sul lato opposto a dove abitava il Santa Paola. Dal lato dove si abitava il Santa Paola noi avevamo le stanze da letto di mia madre, mia e di mia moglie e di mia figlia. C'era un balconcino ma non ci si affacciava quasi mai perché oltretutto era a nord, molto a nord esposto. Nel piano terra, accanto i locali occupati dal Santa Paola c'erano altri due vani. Adibiti a che cosa? Adibiti a cucina per i cani, per gli animali. Adibiti da mia madre a cucinare. Vi era un locale adibito a garage? Sì, gliel'ho detto, c'era un ampio garage che dava proprio sul di dietro e confinava con l'abitazione di Santa Paola. Praticamente entrando nel garage e uscendo dal portone del garage a 3 metri c'era la porta d'ingresso dove abitava Nitto. Le capitava di rendersi conto che il Santa Paola veniva, come dire, che venivano a trovarlo persone? Che venivano a trovarlo, sì, volente o nolente, sì, perché o sentivo arrivare delle macchine o sentivo sbattere gli sportelli, se ero a letto sentivo chiudere o aprire le portiere, è più che logico che mi rendevo conto che venivano a trovarlo delle persone. Nella sua abitazione erano, come dire, collocati impianti radio? No, aveva una sola antenna con una specie di rice trasmittente, ma con un'antenna. Chi ce l'aveva? Nitto. Cioè di che apparecchio si trattava? Un apparecchietto, non glielo so dire in termine tecnico che apparecchio era, ma non di lunga portata però. Cioè era un apparecchio destinato a che cosa? Ma si ascoltavano diversi, credo per radioamatori, una cosa del genere, si prendevano dei canali, non glielo so dire, non me ne intendo di queste cose, signor Pubblico Ministero. Era una rice trasmittente, però che frequenze e che portata avesse non glielo so dire. Era un apparecchietto così. Mi scusi, vuole descrivere l'altra casa appartenente a quel giardino dove lei si recava per... un rudere vecchio, una casa colonica molto antica, composta di 3 stanze. Di 4 vani, anzi più vari, un magazzino e come si accedeva? Dalla statale che porta a Francavilla, che da Giardini va a Francavilla. Signor Paladino, sì. Ha conosciuto mai tale Blancato? Come? Ha conosciuto mai tale Blancato? Ma Blancato credo che era il medico curante. Sì. Può dire in che occasioni l'ha visto? L'ho visto mentre faceva dei prelievi o misurava la pressione o gli portava l'insulina o perché ne aveva di bisogno. Ecco, sempre per motivi medici. Lei quante volte l'ha visto il Blancato? Non lo so, 20 volte, 30, 40, non lo so dire quante volte. In genere veniva una volta alla settimana. Solitamente veniva in orari particolari? Come? Veniva in qualche orario solitamente? Veniva la mattina presto perché i
prelievi bisognava farli a digiuno. Mattina presto cosa intende? In estate alle 6, 6 e mezzo, in inverno alle 7, 7 e mezzo. Ricorda se il Brancato avesse qualche caratteristica? Caratteristica in che senso? Mi aiuti? Del modo di presentarsi, di parlare, Nel di modo di camminare? parlare ero un po' balbuziente. Sì. Il Santa Paola ha mai corrisposto denaro per l'abitazione che aveva occupato in quegli anni, signor Paladino? No. Avete mai ricevuto incarico da parte del Santa Paola per curare aspetti economici che lo riguardassero? Questo lo chieda bene a mia moglie, perché se c'è stata qualcosa è stata tramite mia moglie, non so, più un deposito bancario, credo. E l'incarico sua moglie da chi lo ebbe? Da Nitto. Sa presso quale banca era? Popolare di Belpasso, di Giardini, agenzia di Giardini. Senti una cosa. Lei ha mai conosciuto tale Corallo Gaetano? Tanino Corallo, sì, una volta a Catania, all'hotel Excelsior. Lei sa se il Corallo si conoscesse con il Santa Paola? Eh sì, mi fu presentato da Nitto. E in quell'occasione l'incontro a cosa era dovuto? Non ho capito. Cosa? Ricorda l'occasione di quell'incontro? Ma un'occasione, ci siamo incontrati in Piazza Verga e mi hanno offerto un aperitivo all'Excelsior. In che anno, signor Paladino? 1978-79 siamo lì. Lei ha mai saputo di cosa si occupava il Corallo? No. Il Santa Paola non disse nulla sul conto del Corallo? No. Lei ha conosciuto tale Rosario Spadaro? Salo Spadaro, sì. Può dire in che occasione, signor Paladino? Salo Spadaro io l'ho conosciuto nel 70, l'ho conosciuto a Taormina, lo frequentava spesso Taormina negli anni 60, poi se n'è andato via in Nigeria, è tornato ricchissimo. È andato, chiedo scusa? È tornato ricchissimo. Da dove? Dalla Nigeria. Sì. E poi ha comprato una mia villa a Giardini Naxos, dove oggi c'è un complesso residenziale e al pian terreno c'è proprio la Banca Popolare di Belpasso. Lei sa se il Santa Paola si conoscesse con lo Spadaro? No, non credo. Signor Presidente, allora io chiedo di poter mostrare al signor Paladino l'album fotografico innanzitutto di cui avevo fatto richiesta ieri e che fa parte questo degli atti irripetibili a disposizione. Sì. Fa parte già del fascicolo del dibattimento, avvocato. Dovrebbe dire in esito all'esame il test. Io vorrei... avevo dato l'indicazione dell'album fotografico, non volevo dire a cosa atteneva specificamente. È un album di fotografie di luoghi. Sì. Devo andare dal... No, chiedo scusa, soltanto come indicazione il fascicolo dei rilievi eseguiti al gabinetto della Polizia Scientifica in data 6/1/93. Allora si dà atto che l'album indicato al pubblico ministero viene mostrato al test, il quale lo esamina, lo guardi, poi sentiamo
cosa vuole sapere il pubblico ministero. Quindi non ci sono problemi di questo tipo. Cosa devo dire? Prima lo esamini un po', guardi tutte le fotografie. Questa è la casa... No, aspetti le domande, solo dico guardi di che cosa si tratta per rendersi conto. Riconosce quei luoghi, signor Paladino? Sì. Può indicare? Quelli dove sono andato le ultime volte a trovare Netto. Riguardano un'abitazione in particolare? L'abitazione dove sono andato a trovare Netto l'ultima volta, non mi dica... E cioè quale? E quale? Quella che c'è alla periferia di... È quella dei Cesarotti? No. Quella della scivola e con la scala a chiocciola che si saliva sopra. Come si chiamano? Non lo so, non mi ricordo. Come si chiamavano i proprietari? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo, non mi è mai stato detto. Credo di averlo appreso. Quindi riconosce in quelle fotografie Sì, l'immobile a cui ha fatto riferimento? Il garage, sì, il tavolo di ping pong. Ecco, qua c'è il tavolo di ping pong, ripreso da varie angolazioni. Questo è il primo piano. Questa parte non la conosco perché sarà la parte esterna, non ci sono mai stato. Basta. Grasso Antonio, ecco, adesso lo leggo qua, si chiama Grasso Antonio. Sì, però ci sono. Via Magellano, sì. No. Vuole sapere altro? No, signor Paladino. Il pubblico ministero chiede di poter mostrare al signor Paladino una serie di copie fotostatiche di fotografie relative a dei luoghi e a degli immobili, fascicolo che fa parte di altro procedimento e che è quel procedimento che riguarda il Paladino stesso, quale imputato, ed è relativo ai rilievi fotografici eseguiti in data 22 dicembre 1993. Le altre parti hanno presente di che cosa si tratta? Vuole mostrare il pubblico ministero ai difensori l'album? No, ancora stanno consultando. Si dà atto che viene mostrato al signor Paladino l'album contenente fotocopie di fotografie indicato al pubblico ministero.
Ha visto, signor Paladino? Sì, sì. Di cosa si tratta, signor Paladino? Nella prima parte c'è l'ingresso della casa di campagna sulla provinciale o statale Giardini Francavilla Randazzo. Quale casa di campagna, signor Paladino? Io ho detto quella posta sulla strada provinciale o statale fra Giardini e Gaggi. C'è tutta la fotografia del rustico, della scala esterna, una panoramica. C'è la bottiglia il bottiglione di champagne fotografato lì e un mio povero cane. Questa è l'abitazione No. occupata? No, questa è l'abitazione dove il dottor Bertone ha trovato la bottiglia di champagne. Ha preso la bottiglia di champagne, il bottiglione, diciamo. Nell'altra successivamente riconosco l'entrata sempre dalla strada nazionale o provinciale che sia, Giardini Francavilla, dove è il cancello d'ingresso dove ho ospitato Nitto, nella casa dove ho ospitato Nitto. Poi ci sono le fotografie, la panoramica della casa prese dal davanti. Questo è il laterale, proprio la stradina che porta, il vialetto che porta al garage, la porta del garage stesso, un po' sbrindellata, no? Sempre la porta del garage, l'interno del garage, sempre l'interno del garage e la suddetta stradina presa da altra angolazione, sempre la strada, il sottoterrazza dove c'erano dei lavabbi, un'altra fotografia presa in prospettiva, l'esterno di un ingresso inferiore presa dal di fuori e dal di dentro. Questa non era abitata dal Santa Paola, era una delle stanze proprio adoperate da mia madre per gli animali. Vuole indicare i garage se sono... Il garage è prima, ecco. La porta d'ingresso è la foto numero 17, il portone d'ingresso del garage. Numero 18 c'è l'interno. Numero 19 sempre interno del garage. Numero 20 è la stradina che porta al garage, che è di rimpetto al garage, da dove si entra praticamente, e si vede il balcone delle camere da letto che c'è sopra. È dell'8 ottobre. Spiego bene? Nella 21 è sempre lo stesso posto preso da un'altra angolazione. Nella 22 è la strada di uscita o di entrata, ma non al garage, quella che porta diretto. Nella 23 ci sono ancora i lavabbi presi da altra angolazione del sottoterrazza. Parli più forte, Paladino. Nella foto numero 23 è la parte che si trova sotto la terrazza, dove ci sono i lavabbi, presa da un'altra angolazione. Nella numero 24 c'è il frontale dell'abitazione. Nella 25 c'è una porta d'ingresso del piano inferiore, presa dal di dentro, da fuori e da dentro, e non era la parte abitata da Nitto.
numero 27 è la stessa, il numero 28 è l'altra stanza successiva, andando sempre all'interno. Il numero 29 è un bagnetto che c'era là sotto. Numero 30 è una delle stanze abitate da Nitto. Questa non la capisco come è fatta. Questo è l'interno dove abitava Nitto, è proprio la numero 31. Si andava alla camera da letto. Ed ecco, proprio nel 32 c'è la camera da letto, dove dormiva, chiamiamo la camera da letto, dove dormiva. E qui c'è il bagno nella numero 33. Nella numero 34 credo che sia la cucina, no, è sempre il bagno. Qua ci sono due cose scure che non capisco che cosa siano, due porte dove, interne, comuni, dove abitava sempre Nitto. La 36 non vedo niente non ci capisco niente. Aspetti, la mezzaluna, dov'è? Serve tutta la descrizione del pubblico ministero, allora può anche smettere l'esame. Sì, che dica che fanno parte della... allora procediamo oltre. Signor Paladino, sì. Lei ha mai conosciuto il cavaliere Carlo Giardina? Cavaliere Carlo? Ho conosciuto Carlo Giardina, sì, era un frequentatore del tiro pure lui. In che periodo? L'ho conosciuto nel 61, 62. 61, 62. Carlo, sì. Ha conosciuto, non so se anche lui, cavaliere Grillo, titolare di concessionarie? No. Carlo Giardina cavaliere non mi risultava, comunque io lo chiamavo Carlo. No, una conoscenza così, non amicizia, un conoscente. Sa se il Santa Paola si conosceva col Giardina? Non glielo so dire. Non credo, però, perché il tipo di Carlo Giardina non si sarebbe trovato molto d'accordo con Nitto. E perché? Perché era pazzo completo. Era? Pazzo. Chi era pazzo? Carlo Giardina. Un tipo tutto sui generis, poveraccio. Dopo che il Santa Paola andò via dalla sua abitazione, dopo essere andato a trovarlo nelle abitazioni che abbiamo indicato, le fu richiesto di reperire altro alloggio? No, lo feci presente io a Nitto se aveva bisogno. C'era una costruzione di mio cugino a Ramacca. Guardi Santa Paola, lei non deve interferire, suggerire, deve stare zitto, lei non ha nessuna veste per valutare l'operato del pubblico ministero, qui dentro non ce l'ha nessuno. Anche i nostri poteri sono molto limitati, come ha visto, nei confronti delle funzioni delle parti. Come glielo devo spiegare? Proceda. No, ho già fatto la domanda. Sì. Io ho risposto sì, ho detto se le era congeniale andare
in un rustico che hanno i miei cugini a Ramacca, ma non conoscevo bene com'era l'interno, com'era fatto. Presidente, io non posso tollerare che durante l'esame mio debba essere continuamente... vorrei chiarire questa situazione una volta per tutte con l'imputato. Si metta al microfono, datemi la linea. No, non sento. Provi ora? Sì. E questo lei l'ha detto più di una volta, l'abbiamo capito, e tuttavia se il pubblico ministero ritiene che questo esame debba essere fatto, le sto spiegando che nessuno di noi ha un potere per bloccarlo, perché ci sono dei poteri riconosciuti dalla legge alle parti, sia al pubblico ministero che ai difensori di voi imputati. Nessuno deve interferire. Noi prendiamo atto, non c'è bisogno che lei insista. Lei ha manifestato già il suo disagio per il suo amico e tutto quanto, ma oltre a questo non possiamo andare, quindi la prego di non interferire più. Basta così. Allora, quindi questo nuovo alloggio dove si trovava? In una campagna di Ramacca. Ricorda se venne fatto qualche sopralluogo per valutare l'idoneità? Venne con me Pippo Minniti e, se non ricordo male, Enzo Santa Paola, se non ricordo male, ma l'abitazione era in uno stato disastroso, quindi non fu ritenuta, Ricorda non era idonea. Se furono effettuati dei lavori di ristrutturazione? No. Qua ci vorrebbe una ristrutturazione, una pulita, era in cattivissime condizioni. Lei, su domanda del pubblico ministero, ha indicato che in occasione di una sua visita effettuata nell'ultima casa di Mascalucia, ultima in ordine cronologico, sì. Ha avuto notizia di una irruzione effettuata dai carabinieri o dalla polizia? Dalla polizia, l'ho già detto prima, mi è stata fatta la domanda. Sì, lo so che le è stata fatta. Lei sa dire come si concluse quella irruzione? L'ho letto l'indomani dai giornali, hanno arrestato 3 fratelli Cesarotti, 4 perché hanno trovato un fucile, ma poi sono stati rimessi subito in libertà. Ricorda chi fosse presente in occasione di questa sua ultima visita in questa casa, oltre il Santa Paola, eventualmente la moglie, dico se vi erano altre persone? E c'è opposizione, signor Presidente, il test aveva risposto ieri sul punto. Si rigetta la posizione, può rispondere. Ho detto ieri, ero io, mia moglie, Nitto, sua moglie e quei 2 ragazzi sposini. No, le sto dicendo in occasione proprio... un'altra persona che non ricordo, che non so chi fosse, un giovane, ma non lo riconoscerei nemmeno, l'ho visto un istante. È venuto su e se n'è andato. Ha fatto un'apparizione e ha parlato Non riesce a dare una descrizione di questa persona? Di questa persona, ma non riuscirei, non l'ho vista nemmeno in faccia. È sicuro di ricordare bene, voglio dire? Sì, signor pubblico ministero, tranquillamente.
lei è in grado, sarebbe in grado... Oltretutto mi perdoni, mi sono fermato pochissimo perché ho visto lo stato di imbarazzo in cui si trovava Nitto, cioè un po' di fermento, si sentiva male, si abbatteva. Ho detto, senti, io me ne vado, torno un'altra sera, infatti poi siamo tornati con mia moglie dopo 3 o 4 giorni, 5. Quella sera sono stato lì 10 minuti, un quarto d'ora, non più di questo. Ecco, lei ricorda in occasione di quella battuta di caccia a Varese, ricorda se vi era qualcuno che venne a prendervi all'aeroporto? Sì, è venuto un signore a prenderci all'aeroporto. E di questa persona sa darci qualche indicazione o sull'attività o comunque... No, sull'attività no. Che cosa facesse no. Si chiamava non me lo ricordo, se abbia avuto qualche... veramente. Ho letto una volta sul giornale poco tempo dopo che era in situazione, era stato arrestato, credo. Per quale vicenda? Vicenda di Casinò di Campione, una cosa del genere, ma il nome non me lo ricordo più come si chiama. Lei sarebbe in grado di riconoscere le persone che frequentavano la casa di Graniti? Quelli che vedevo spesso, sì. Ecco, ci faccia capire, anche perché così viene un po' cristallizzato nei verbali, come poteva accadere che lei vedeva queste persone? Come poteva accadere? Ecco, ce lo dice? Sì, se li incontravo fuori, perché molte volte con gli amici passeggiava nel cortile, lungo i viali, oppure ci incontravamo, io entravo con la macchina e li trovavo fuori, oppure entravo e portavo il pane, entra e li vedevo a tavola o li trovavo a tavola. Quindi sostanzialmente incontri, sostanzialmente le persone che lei può aver visto, le ha viste soltanto in queste occasioni? Sì. Mentre lei... Tranne la moglie, i cognati salivano anche sopra, i figli venivano a trovare mia madre, quando arrivavano venivano a salutare. Ricordo la buonanima, la prima cosa che faceva era salire le scale e andare... Cioè lei normalmente che tipo, che movimenti faceva? Cioè lei usciva la mattina, ritornava? Io uscivo la mattina e ritornavo all'ora di pranzo. E poi nel pomeriggio? Poi nel pomeriggio riposavo un po', uscivo verso le 4 e ritornavo alle 8, alle 9, 9 e mezzo, 10. Va bene, Presidente, noi dovremmo chiedere di fare delle ricognizioni. Attendiamo il controesame o... Sì, certo. Avvocato Liper, grazie. Di persona. È stato mai... Che? Posso? Presidente, ovviamente noi siamo disponibili a farlo subito, dico, sì, il problema soltanto... mi pare più corretto ultimare a questo punto l'attività del pubblico ministero per poi consentire un controesame eventualmente più completo, perché potremmo ritornare solo per questioni di economia, avvocato Di Giorgio, in ogni caso, che non vedo, dov'è? No, sono alla sua destra. Ecco, sì, è solo per ragioni di economia e in ogni caso senza pregiudizio per nessuno, per le successive domande o per qualsiasi altra esigenza si dovesse manifestare in esito all'esperimento. Allora era l'avvocato Libera. Sì, grazie. Sì. Signor Palladino, è stato mai arrestato? Io sì. Quando? Nel giugno del 93. Per quanto tempo è stato in carcere? 3 giorni. Scusi, lei abitava in un'altra casa indipendente? No, mi chiedere perché? Questo me lo deve chiedere perché? No, io quello che devo chiedere lo stabilisco io. Non interessa. Scusi, lei abitava in un'altra casa indipendente da quella dove abitava Santa Paola? Sì, completamente indipendente.
cioè era il piano di sopra, non comunicante. A che ora si alzava lei la mattina di solito? Molte volte alle 5, molte volte alle 6, molte volte anche alle 8. A che ora la prima volta durante il giorno incontrava il signor Santapaola? Lo potevo incontrare di mattina quasi mai, presto, a mezzogiorno, alle 11. Senta, lei vedeva con precisione tutte le persone che veniva a trovare il signor Santapaola? Non potevo, non ero materialmente, non potevo materialmente vedere. Lei ha parlato di rumori, cioè sentiva sbattere gli sportelli. Esatto, perché dormivo nella stanza sopra. Vedeva solo le macchine? No, non vedevo niente, sentivo sbattere gli sportelli, non è che mi alzavo, dovevo scendere giù. Per cui non vedeva gli occupanti ogni volta? No. Saprebbe indicare tutte le persone ogni volta che venivano, indicandole con precisione l'ora e il giorno? No, l'ho indicato al signor pubblico ministero, quelli che io posso dire di avere visto con certezza, li ho già indicati. Va bene Presidente, ho concluso io. Presidente, mi dà la parola? Sì, Avvocato Napoli. Signor Paladino, buongiorno, sono l'Avvocato Napoli, difensore di Santapaola. Desidererei cortesemente alcuni chiarimenti. Lei ha mai notato degli atteggiamenti mafiosi del Santapaola durante i 5 anni o 6 anni che è stato in casa sua? Dovrebbe chiarire... Prego, mi dica, dottore. No, posizione dovrebbe chiarire che significa... Aspetta, mi faccia dire. Non è che è un giurista il signor Paladino. Come dice? Dovrebbe chiarire che cosa significa atteggiamento. Lo chiarisco subito. Non c'è bisogno che lo chiarisca, l'ho capito cosa si vuole intendere. Con me non ha mai... Potevamo litigare per il modo con cui io accendevo l'accendino, per esempio, o un'altra cosa, perché io ho ospitato l'amico, non il boss. Io l'ho detto, è vero Nito? Non si rivolga ora lei, se no... Facciamo salotto, anziché udienza. Quindi capitava spesso che amichevolmente litigavate, no? Sì, 1000 volte. 1000 volte. Non so per una gallina, per un'altra cosa. Anche per questione di caccia? Anche. Soprattutto. Senta, signor Paladino, i soci della riserva avevano stima del Santapaola? Sì. Tutti? Tutti. I soci che tipo di attività svolgevano? Erano professionisti, giornalisti? Incominciamo, vi faccio di nuovo la cronaca. C'era Magno Giovan Battista. No, scusi, mi perdoni, i nomi lei li ha già fatti ieri, credo. Tutti imprenditori di un certo nome, fra cui c'era già Gabriele Fiorentino che era addirittura il nipote di sua eccellenza Fiorentino. Cosa era? Sì. Capo di Messina. Procuratore capo. Comunque ciò erano professionisti, sia imprenditori, se ho ben capito. Avvocati. Avvocato Marchetti, poveracci che ne facevamo di tutti i colori. Sì. Senta, lei poco fa ha detto lo stimavano tutti. Lei cosa intende per la stima di una persona? La stima di una persona, la benevolenza che dimostra verso gli altri e il modo di comportarsi verso gli altri. Cioè non ha mai quest'uomo, durante il periodo che frequentava la riserva, fatto un sopruso, che so, una manchevolezza, una cosa, sempre al suo posto, sempre educato, perfetto, fine. Ho capito. E su questo non mi può smentire nessuno. È vero che tra l'85 e l'86 il Santapaola non si è mosso da casa sua? Sì. Lei ha detto che, credo tutte le mattine o quasi, gli portava i giornali al Santapaola. A mezzogiorno, non la mattina. A mezzogiorno? Mezzogiorno, l'una e mezzo. Le risulta se leggeva la cronaca cittadina di Catania, di altro? Leggeva tutti i giornali, non lo so dire se leggesse la cronaca, ma se c'erano notizie che lo riguardavano
dicevo io, senti, vedi che ti hanno visto che prendevi il caffè a Catania. Certo. Dimmi una cosa, che fai? Sei sonnambulo oppure quando io mi addormento ti prendi la macchina e te ne vai a Catania? Perché era una cosa impossibile. Capito. Senta, il 3 settembre 82, è chiaro che è una data che così forse non le dice niente, comunque il giorno della uccisione del generale Della Chiesa, per ricordarci, lei ha ricevuto una telefonata? Sì. Sì. Che telefonata? Da chi e di che si trattava? Di Nitto Santa Paola, la sera proprio la sera dell'uccisione di Santa Chiesa, che mi diceva se volevo andare a caccia a pernici l'indomani mattina. Dove? No, il posto non gliel'ha detto. Ed è vero quindi che lei aveva esternato al Santa Paola la possibilità addirittura di rendere testimonianza in quel processo? Sì, ho detto tu mi hai telefonato, io sono pronto a dire che quella sera perché non riuscivo a collegare il modo che ammazza Santa Chiesa e telefona a me per andare a caccia. Dalla Chiesa. È vero che il Santa Paola aveva bisogno di cure quasi giornaliere? Sempre. È vero anche che lei stesso si è preoccupato di prestargli delle cure? Sì, molte volte, perché si trovava in glicemia, lo doveva addirittura, non diciamo trascinare, ma quasi fino a dentro, fino a casa, per prendersi 2 cucchiaini di zucchero. Sì. Ho sentito, mentre dicevo della telefonata di Nitto la sera del coso, una parola balle. Non è una balle, è la verità, gliel'ho detto sempre. Non ho capito, mi scusi signor Paladino. Nitto, Sì. da parte sua. Sì. Anche qualcuno avesse detto... Balle. No, non avrei nessun motivo di dire perché... No, signor Paladino, non l'abbiamo sentito e abbiamo motivo di crederla, quindi. Le volevo chiedere ancora, è vero che il Santa Paola accusava spesso forti mal di testa? Sì, quasi sempre. È altresì vero che i familiari ebbero addirittura a preoccuparsi che potesse avere un male incurabile? Beh, la buonanima si preoccupava di questi fatti. Le risulta che il Santa Paola avesse esternato l'idea di costituirsi durante il periodo della latitanza per evitare ai suoi familiari di subire continue perquisizioni ed altro? Era esasperato perché facevano continue perquisizioni a casa, mi diceva che addirittura avevano imbottito la sua casa di microspie, non gli davano agio di vivere sia alla moglie buonanima come alla figlia, soprattutto alla cognata. Sì, e le esternò l'idea di costituirsi per evitare tutto ciò? Evidentemente proprio costituirsi, no, era stanco, avvilito, questo volevo dire. Le risulta... Era un capello, poteva anche andarsene direttamente dalle forze dell'ordine. Sì. Senta, le risulta che il Santa Paola durante il periodo che è stato suo ospite ha aiutato economicamente degli amici senza addirittura chiedere in restituzione il denaro? Durante la permanenza? Sì. Sì. Le risulta? Che mi diceva lui sì. Sì. Le risulta se ha mai chiesto degli interessi a costoro? No. Le risulta se nel corso delle conversazioni che avevate, che sicuramente avete avuto nel corso di questi anni, il Santa Paola si lamentava e criticava gli usurai? Sempre. In che modo? Mi può essere? Li disprezzava. Li disprezzava? Li disprezzava, erano caini. Caini. Come li chiamava? Caini.
sempre nel corso delle vostre discussioni, ebbe mai a parlarle male di tutti coloro che trafficavano in droga? Sempre. In particolare Io ieri, quando mi interrogavo il pubblico ministero, il dottor Bertone, ci fu un momento che si parlava di Pucci Magrani, quale fu arrestato proprio per droga. Sì. E quando Nitto lo ha saputo, è andato su tutte le suppliche, questo animale mi faceva andare a casa sua, aveva la casa imbottita di droga. E quando è uscito dal carcere, credo che gli abbia dato 2 o 3 belle sberle, che non ammetteva l'uso di questa cosaccia. Sì. Non ho capito, scusa, l'ultima. Così? Così la chiamava lui. Così la chiamava lui. Sì, grazie, scusa, non avevo sentito io. È vero altresì che Santa Paola evitava di ricevere la visita dei suoi figlioli? Evitava? Sì. Non le risulta che voleva evitarla la visita? No. Non amava i suoi figli. No, io non intendevo dirla in questo senso, non ho dubbi. Dico, la evitava nel senso che non voleva che i figli venissero. Avvocato, già risposto. Aspetti, dottore, se mi fai chiarire. Forse... scusi, avvocato, può porla diversamente la E infatti domanda. è quello che sto cercando di fare, è chiaro. Cioè non intendevo dire che non amassi i suoi figli, so bene che li ama. Magari non dando la risposta, avvocato. Prego? Magari non dando la risposta, formulando la domanda. Certo. Siamo in contraesame, si potrebbe... Esatto. Ma signore, Aspetti, no, Presidente, la questione tecnica ha scarsissima importanza. la poniamo in maniera diversa, Presidente. Intendevo dirle questo, Paladino. Lui non voleva che i figli venissero per evitare che si potesse... Prego? Sì, adesso in questo senso io... venissero spesso perché infatti, gli ho detto, venivano molte volte accompagnate come si chiama? Da un signor Aiello. Venivano accompagnate, ha detto, da questo signor Aiello, o venivano con la mamma o con altri familiari? No, con la mamma rarissime volte, tutti facevano tutti assieme, oppure con qualche cugino. Sì. Senta, signor Paladino, non erano frequenti le visite Ecco, era questo. dei figli, e lui ne soffriva. La mia domanda era proprio questa poc'anzi, che non ci eravamo intesi in questo senso. Le volevo chiedere ancora, quindi lei aveva modo di vedere questi ragazzi, ha avuto modo, sì. Qual era il comportamento che tenevano in casa sua? Arroganti, accondiscendenti, educati? Anche nei suoi confronti e della sua famiglia? Ci mancherebbe. Senta, lei prima di essere interrogato dai pubblici ministeri era stato interrogato da altre autorità? Sì, dai carabinieri di Tormi. Lei ha detto, mi pare di ricordare, che ha conosciuto certo Salvuccio Marchese. In che occasione lo conobbe? Lo conobbi quando venne le prime volte a caccia con Nitto in riserva. Veniva anche lui a caccia? Erano in buoni rapporti con Nitto? Sì. Quindi veniva a trovarlo spesso Marchese a Nitto? Nitto veniva. Non molto spesso, ma non so, 3-4 volte, 5 volte l'anno. E che tipo di rapporto aveva con il Santa Paola il Marchese? Amichevole? No, la domanda è amichevole oppure scostante? Quando era in presenza si scherzava sempre. Faceva sempre. Ma sa, era un tipo un po' eccentrico, Salvuccio, spaccone, diceva delle diavolerie. E quindi... non era ben gradito il suo linguaggio, il suo modo di comportarsi, nient'altro. Quindi il Santa Paola non accettava questo suo modo di essere, in sostanza. Di vivere, esatto. Esatto. E lei sa chi frequentava la sua casa, familiari o amici, prevalentemente? La mia casa? La casa che ospitava il Santa Paola? I familiari, gli amici. Sì.
Lei ha avuto un procedimento per 416 bis? Sì. Com'è finito, se può dirmelo? No, lo chiedo all'avvocato Calderone perché a dire il vero non so se mi trovo libero, se sono come sono, non lo so. Vabbè, lo chiederò all'avvocato. Io 416 bis proprio, io sono mafioso, me ne vado. Senta, Michele Greco, di cui lei ha parlato, per essere voi stati nella riserva di Palermo. Sì, ma no, qual è ho conosciuto Michele Greco al campo di tiro. Al campo di tiro, perfetto. È mai stato a trovare Santa Paola? Durante la permanenza a casa mia? Certo. Non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Lei ha riferito che il Santa Paola andò a prelevarlo lei il 13 luglio e si trovava prima rifugiato in questa casa fra Zafferana e Trecastagni. Lei sa per quanto tempo è rimasto in quella casa? Mesi, 4-5 mesi, non mi ricordo, me l'ha detto quanto tempo era prima, non ricordo. 4-5 mesi. Non ricordo, può essere di più. Sì. Senta, nell'abitazione di Graniti al portone vi era un solo citofono o più di un citofono? No, 2 citofoni. 2? Sì. Uno quindi serviva la casa occupata da... No, servivano tutte e due la mia abitazione. La sua abitazione, quindi chi doveva venire? Doveva rispondere da casa mia. Quindi tutte le volte che venivano a trovare Santa Paola dovevano suonare a quel citofono e rispondeva lei? Tranne i parenti e gli amici più stretti avevano bagnato. Ho capito. E l'apertura del cancello quindi avveniva solo da casa sua o anche da casa Santa Paola? Da casa Santa Paola non c'era installato. Non c'era, quindi solo da casa sua si poteva aprire il portone. Volevo farle un'ultima domanda. Lei ha mai ricevuto minacce in questo periodo? No. Presidente, per adesso ho finito, se mi viene qualche altra idea la pregherò di reinserirmi, grazie. Prego, avvocato Pappalardo. Pappalardo. Gentilmente, signor Palladino, le pongo una sola domanda. Lei ha riferito che parlava raramente di politica con il Santa Paola Benedetto. Peraltro, Diciamo mai. sì, mi permette di chiederle ugualmente una precisazione. Il Santa Paola ha mai cercato di imporre a lei o ad alcun membro della sua famiglia o a suoi conoscenti di votare per una determinata persona e per un determinato gruppo politico? No, perché nessuna, né con la voce, né con minacce, né con niente. Grazie, signor Palladino. Presidente, posso? Avvocato Gulisano, posso? Sì, l'avvocato Pappalardo dovrebbe disattivare il microfono. Avvocato Gulisano. Avvocato Gulisano, difensore di Mangion. Signor Palladino, lei ha detto ieri, ha parlato di Pippo Mangion che avrebbe accompagnato il signor Santa Paola la prima volta che ebbe ad allontanarsi dalla sua abitazione. Si ricorda quando? Senta, era inverno, nevicava addirittura, non gli so dire se era febbraio, marzo, una cosa del genere. Lei l'ha indicato come il fratello di Ciuzzo. Il Mangion Giuseppe l'aveva visto altre volte prima di quell'occasione? Sì. E conosceva il suo nome e cognome perché si era presentato, perché gliel'aveva indicato qualcuno? Me l'aveva detto Nitto, è il fratello di Ciuzzo. E l'anno, ha parlato di inverno, anno, pressappoco? 86, un anno dopo che era venuto a casa mia, quindi febbraio, novembre, febbraio, marzo dell'86. Sì.
Riferendosi a Mangion Francesco, lei ieri l'ha definito ciuzzo, il che mi lascia pensare che ci fosse un rapporto di amicizia tra lei e il Mangion Francesco. No, perché lo chiamavano tutti ciuzzo, ma sì, c'è stato un rapporto di amicizia mentre era lì, perché oltretutto era simpaticissimo, faceva spellicare le risate. Ma quindi lei l'ha conosciuto personalmente il Mangion Francesco? Ciuzzo, sì. Ed è venuto a Graniti? Sì. In quale periodo? Diverse volte, signor Avvocato. Sì, no, dico, se lei si ricorda all'inizio della latitanza del Santa Paola, alla fine, a metà? Durante la latitanza del Santa Paola, naturalmente mentre c'era scritto da me è venuto anche Ciuzzo Battoni. E quante volte non se lo ricorda? Saranno state 4, 5, 6 volte, no? E poi in quale altra occasione lei ebbe di incontrare il Mangion Francesco? No, l'ho incontrato un'altra volta a casa di Cesarotti. Una sola volta? Sì, una delle volte, non lo ricordo con esattezza, essere 7 anni. Dopodiché non ebbe più ad incontrarlo. Ho finito, grazie. Vorrei che finire il primo turno di interventi. Ci sono altri che debbono intervenire? Io sì, Presidente. L'Avvocato Di Giorgio interverrà successivamente all'atto di ricognizione richiesto dai pubblici ministeri. Se sarà effettuato, naturalmente. Allora, alla decisione della Corte, signor Presidente, successivamente alla decisione. Io sono l'Avvocato Papalia, chiedo di intervenire al contraesame successivamente alla decisione che ammetterà o escluderà l'atto ricognitivo richiesto. Va bene. Altri interventi? Avvocato Libero, avanti. Signor Palladino, lei ha detto che amici, parenti andavano a trovare il signor Santa Paola. Sa se tra le persone che andarono a trovare Benedetto Santa Paola vi era un certo Fichera, Alfio Fichera? Non mi dice niente. Ha mai incontrato anche in altri luoghi dove lei si è detto che si è recato con Santa Paola il signor Fichera Alfio? Il nome non mi dice niente, non lo conosco. Conosce il cavaliere Filippo Lorè? No. Il figliuolo Salvo Lorè? No. Conosce Sant'Onocito Carmelo? No. Conosce Signorino Sergio? No. Conosce Cristaldi Venerando? Come? Cristaldi Venerando? No. Grazie. L'Avvocato Cadì, Presidente, permette? Avvocato Cadì. Senta, signor Palladino, lei ieri, verso la fine dell'esame condotto dal signor Pubblico Ministero, ha riferito che tra le persone che venivano a trovare il signor Santa Paola nella sua casa di Graniti vi era anche una persona che portava la spesa. Portava la spesa, un momento, tutti portavano qualcosa. Fra i tanti che portavano qualcosa c'era, ho capito che si vuole rivolgere al signor Eugenio Galea, che veniva, portava anche lui, gli portava del pesce fresco. Ecco. Senta, signor Palladino, ricorda se questa è la stessa persona di cui lei ha parlato durante l'interrogatorio condotto al Pubblico Ministero nell'ottobre del 1993? Certo che è la stessa. Aspetta, mi fu mostrata una fotografia in cui io credetti di riconoscere questo signor Eugenio Galea. In realtà si trattava di un'altra persona somigliantissima. Io l'ho riconosciuto successivamente all'arresto quando è stata pubblicata la fotografia con gli occhiali gialli, perché così me lo ricordavo, ho detto no, ho sbagliato, non è quella persona, è questa. Ma lei però aveva riconosciuto già in occasione di precedenti arresti la persona di cui stiamo parlando, quando ad esempio vi furono gli arresti relativi alla vicenda del supermercato Super S? Ecco, quella era un'altra persona che io forse non ho mai visto, ma somigliantissima al signor Galea. E l'ho
fatto presente ai signori pubblici ministeri, guardate, non è questo, ma è questo qua quello che veniva a trovare lì. In quale occasione lo ha fatto presente? In un interrogatorio successivo. E ricorda in che periodo ha reso questo interrogatorio? Dal 93 in poi ne ho avuti di tutti i colori. Cosa vuole che mi ricordi la data? In occasione di tale interrogatorio lei ha specificato di... L'ho detto al signor pubblico ministero, al dottor Bertone, ho detto guardi che quella persona che è questa qua, quell'Eugenio che avevo detto io è questa qua, e purtroppo quell'altro si chiama pure Eugenio. E ricorda il cognome? No. Viceversa, durante l'interrogatorio, quando lei ha precisato, ha indicato il cognome dell'altra persona che poi ha riconosciuto. Il cognome non lo ricordavo nemmeno, se io avessi ricordato il cognome avrei detto che lei non avrei detto questo qua, non mi ricordo come si chiamava. Io il cognome l'ho preso quando fu arrestato, è stata pubblicata la foto nel giornale, allora mi sono reso diligente di far presente ai signori pubblici ministeri che la persona da me indicata non era quella che avevo visto la foto sul giornale, arrestato in un'occasione di supermercati e altre cose, ma bensì era quest'altro che avevo visto sul giornale. E tale circostanza è stata verbalizzata, ricorda? Non lo so. Io la invito a fare uno sforzo di memoria, signor Paladino, se ricorda, ovviamente successivamente poi all'ottobre del 1993, in che periodo avrebbe reso tale, anzi ha reso tale interrogatorio, ove no, per ultimo... Non fu un interrogatorio, fu una libera deposizione, una mia richiesta di dire questo qua l'Eugenio che veniva trovato, non quello che avevo indicato prima. Sì, ma come gliel'ha detto, vi siete incontrati casualmente, si è recato lei nell'ufficio del pubblico ministero? Sono recato io nell'ufficio del pubblico ministero. E allora cosa accadde? E cosa accadde quando lei si recò nell'ufficio del pubblico ministero? Ho preso atto che diceva che forse conoscerà anche questo non lo so chi sia. E allora, scusi, a questo punto ho bisogno di capire meglio io, sulla base degli atti che sono stati anche depositati all'ufficio del pubblico ministero relativamente alla posizione dell'imputato Galea Eugenio. Quando lei si è recato nell'ufficio del pubblico ministero, tale circostanza che lei evidenziò fu verbalizzata, le furono mostrate altre foto, fu precisato oppure no? No, che significa? Scusi, signor Presidente. Non ho firmato niente, non lo so se l'hanno scritto, se non l'hanno scritto, non lo so. Possiamo dire che allora il tutto si limitò ad una chiacchierata informale tra lei e il pubblico ministero? La chiami come vuole, non lo so, io ho fatto il mio dovere perché avevo creduto di riconoscere un'altra persona che possibilmente non c'entrava niente, mentre era quell'altro. E comunque lei ricorda di non avere firmato alcun verbale? Va bene, nient'altro, grazie. Io, se vuole, Presidente, inizio il controesame e poi mi riserverò di concluderlo all'esito della... Come vuole. Sono qua io, Presidente. Sì, come vuole, Avvocato Papalì. Perfetto. Avvocato Papalì, in difesa dei propri assistiti. Signor Paladino, lei ha vissuto sempre a Graniti? Ho vissuto a Graniti dal 1978 al 1991. E prima? L'aprile del 1991. Prima abitavo a Giardini, Sì. dalla nascita fino a quella data. Mi sono ritornato ad abitare a Giardini. Ha mai frequentato la città di Catania? Sempre. Ho fatto il liceo a Catania, ho fatto parte dell'università a Catania. Bene. Lei, prima di questa esperienza, ha mai avuto problemi con la giustizia? Ho avuto problemi nel
giugno del 1993 per avere ingaggiato la moglie di un mio lavoratore senza che questi lavorasse, senza che questa lavorasse in realtà. Invece del marito li prendeva la moglie. Non intendevo questo, comunque. Processi di questo genere intendo. Ecco. Lei ha detto poc'anzi che è stato arrestato. Sì, per questo motivo. Per questo motivo dell'assunzione di un lavoratore. E questo è stato arrestato per questo motivo? Sì, 3 giorni di carcere. Allora i 3 giorni di carcere di cui lei parlava poc'anzi erano relativi a questo fatto? Sì. Ma per il... Una cosa che mi permetto di dire, Prego. avveniva con la più normale delle prassi, anche addirittura il direttore dell'ufficio collocamento gli dicevano: Paladino, faccia la richiesta di questa perché il marito non ne ha bisogno, gliela faccia a lei. Ho capito. D'accordo. Dentro 3 giorni e mezzo. Va bene. Io le chiedo, per i fatti relativi al procedimento in corso per cui lei è qui stamani, è stato arrestato? No. Mi vuole chiarire cortesemente sulla base di quale determinazione lei ha conferito con i signori pubblici ministeri in data 30 settembre 1993? Dobbiamo rifare tutta la storia. Prego? Dobbiamo rifare un bel po' di storia. No, io le chiedo scusa, signor Paladino, mi rendo conto. Sapere in che occasione io ho parlato con i pubblici ministeri. No, io non è che lei deve chiedere che cosa voglio sapere. Io ho fatto una domanda. Lei come si è determinato? Perché si è determinato? Ecco. Ma proprio a questo voleva arrivare. Presidente, io volevo far presente che si tratta di un verbale di interrogatorio, quindi la domanda non ha senso. No, ma io volevo comunque avvertire il signor Paladino anche che può anche esimersi dal rispondere a tutte quelle domande per le quali, in base alla sua valutazione, possa essere compromessa la sua sicurezza. No, ma non era un problema. Non era un problema di sicurezza. Allora io riformulo, signor Presidente, la domanda. No, Presidente, scusi, devo intervenire io, se mi consente. Dico, la domanda che è stata posta, in base a quale determinazioni il signor Paladino si è deciso a conferire con i pubblici ministeri, è mal posta, perché il signor Paladino è stato convocato e ha risposto in sede di interrogatorio ed è stato contestato un reato. Voglio dire che se il signor Paladino non ha difficoltà per le ragioni di cui l'ho avvisato, può anche rispondere alla domanda, cioè chiarire con la sua risposta quello che ha detto il pubblico ministero. Praticamente ha risposto il pubblico ministero alla domanda dell'avvocato, a quanto ho capito. Sono stato convocato dal capitano dei carabinieri di Taormina a salire su in caserma perché c'erano dei giudici che dovevano interrogare. Bene, questo avveniva il 30 settembre del 93? Sì, e le dico, per giunta stavo malissimo, avevo avuto da poco un attacco di ulcera gastrica, di ulcera gastrica, e purtroppo anche in quelle condizioni sono salito, li ho pregati di tenermi poco, sì. e poi ci siamo rivisti dopo. Dico, in questo primo interrogatorio, questo è il primo interrogatorio, Sì, che è avvenuto quindi nella caserma dei Carabinieri? Nella caserma dei Carabinieri di Taormina. E ha trovato presente anche un avvocato? Sì. Vuol dire alla Mi fu Corte? presentato l'avvocato Calderone. Lei conosceva l'avvocato Calderone prima? No, non sapevo nemmeno chi fosse, tant'è che chiesi dopo la seconda volta al signor pubblico ministero, dottor Bertone, cosa dovevo portare di emolumento per l'avvocato. No, dice,
Ma risulta dal verbale che lei ha nominato di fiducia l'avvocato Calderone. Sì, io ho fatto la nomina quella sera, se c'era lui, io non è che sapevo che dovevo andare con un avvocato, cosa mi aspettava, che cosa non mi aspettava, solo ho visto l'intestazione 411, 416 bis, 60 io. A sti punti siamo, dice sì. No, a me interessava solo sapere questo, il resto è storia, per cui benissimo. Ora, signor Paladino, mi sembra di aver capito che lei avrebbe contattato una eccellenza, mi pare che ieri sera ha detto, ex eccellenza, il nome mi sembra che sia Trimarchi, ex giudice costituzionale, dico benissimo. Avvocato, prima di essere giudice costituzionale era avvocato di mio padre, finita la carica di giudice costituzionale tornò a far parte del... E lei contattò il dottor Trimarchi perché? Non contattai, c'è differenza, sono andato a trovarlo, mio padre mi mandava ogni tanto della frutta, delle cose, sono andato a trovarlo, eccellenza, mi perdoni, vorrei porre un quesito. Cosa mi può succedere? Io ho questa persona a casa. Fece il nome? Sì. Quindi lei ha fatto il nome di Santa Paola? Nitto Santa Paola. Bene? Continua. Anche gli si rizzarono i capelli in testa. Dice, no, passerà il Dio dei guai. Dice, eccellenza, io cosa posso fare? Dice, io l'unica cosa, non parlare, no, non vuole denunciare, ma ci venditi la casa e così ti puoi liberare. Ma guarda che sei in un mare di guai. Se lo so. E cosa le suggerì come rimedio a questo mare di guai? Venditi la casa. Sì? Venditi la villa. Sì? L'ho detto ieri sera, l'ho ripetuto. Sì, per carità, signor Paladino. E lei l'ha venduta questa villa, mi pare, vero? Sì. Benissimo. Lei questa villa, anche per ricordi miei, l'ha venduta quando? Nel 1989 e la dovevo consegnare ad agosto del 1989, ho fatto il compromesso, la dovevo consegnare nell'aprile del 91. E poi la consegnò nell'aprile del 91? Il 20 aprile del 91 l'ho consegnata a nuovo cliente. E prima ancora che lei consegnasse la villa, che aveva già quindi venduta, aveva detto al Santa Paola di questa intenzione di vendere la villa? No. Aveva chiesto o comunque detto a Santa Paola di andare via perché lei... Poi io ho detto per la possiamo stare fino... e speravo di costruire in un altro posto, cioè in quella casa che c'è sulla quel rudere antico che c'è sulla statale. Sì, e io ho capito. Ciò non è stato possibile, quindi... Perfetto. Mi pare che lei abbia dichiarato che il Santa Paola rimase presso la sua casa di graniti fino al gennaio del 91. Sì, 3 o 4 gennaio. E poi andò via definitivamente. Sì, sì. E mi dica, signor Paladino, il fatto che lei si fosse rivolto alla ex eccellenza dottor Trimarchi... Aspetti, guardi, voglio precisare una cosa. Prego. Non ho venduto la villa esclusivamente perché mi avesse suggerito sua eccellenza Trimarchi di venderla, l'ho venduta anche per motivi economici, per motivi vari. Ma voglio dire, lei disse a questo signore, io mi trovo in questa situazione, sì. E questo signore, se non ho capito male, gli rizzarono i capelli in testa Sì, e gli il nome, che cosa vuole? Ecco, giusto, no, per carità. No. E voglio dire, le consigliò, praticamente le ha detto un consiglio? Sì. Oh. Questo consiglio fu da lei... Fu da me eseguito, ma le ho detto, non è soltanto... D'accordo. Eseguito.
Comunque fu eseguito. Esatto. Praticamente nel momento in cui lei decide di vendere la villa, lo fa, ripeto, anche per liberarsi di un ospite scomodo, o sbaglio? Di un essere scomodo, non un essere ospite, sto dicendo. Un ospite scomodo, e da un lato era scomodo perché per i guai che potevano succedere, certo, ma non tanto, lo lasciamo perdere. No, io non lascio perdere, io le faccio una... Parlavo con me stesso, non parlavo con lei. Io volevo solamente sapere se per lei... Diciamo per liberarmi di un ospite scomodo. Oh. Che scomodo poi in realtà non lo era. Ma voglio dire, quando Santa Paola va via, se ne va dalla casa di Graniti, lei tira un sospiro di sollievo o no? No. Perché? Se tutto continuava come prima. Se no, se tirava un sospiro di sollievo non andavo a trovare. Ecco, io vorrei capire